Questa è la pizza di scarole alla napoletana. Questo impasto fatto a mano, stesura a mano, senza ovviamente mattarello, fatto direttamente in teglia, senza planetaria, chi più ne ha più ne mette. Questa è la pizza di scarole napoletana che si fa di solito a periodo natalizio e la potete mangiare anche tutto l'anno, ma a Natale ha un altro sapore. Andiamo a vedere questa bellissima pizza di scarole. Quindi facciamo l'impasto della pizza. Questo è un impasto pizza classico della rossicceria napoletana. Si può fare anche la pizza in teglia in forno, si può fare la pizza fritta, si possono fare le pizze fritte piccole. In questo caso facciamo la pizza con le scarole. Io la faccio in un recipiente a mano, si può fare anche in planetaria o con uno sbattitore. Quindi inseriamo all'interno di un recipiente l'acqua. Quindi in un recipiente mettiamo l'acqua a temperatura ambiente e mettiamo una piccola quantità di lievito, 8 grammi. Se aumentate la quantità di lievito ovviamente lieviterà prima, se diminuite ci metterà più tempo per lievitare. Quindi sciogliamo il lievito nell'acqua e mettiamo una piccola quantità di zucchero che serve a dare colore quando si va a infornare la pizza. Quindi mettiamo l'olio e mettiamo tutta la farina 00, ovviamente di buona qualità per pizza. Va bene qualsiasi 00, ma una farina 00 con magari un poco di forza in più non è male, giustamente per la pizza. Quindi inseriamo anche il sale e andiamo a mescolare ben bene. Come vi dicevo, questa pizza contiene una piccola quantità di zucchero per avere una doratura anticipata in forno. Se non mettete lo zucchero potete anche non metterlo, però abbiamo una pizza che nonostante la temperatura elevata si va a colorare più tardi, quindi automaticamente per farla uscire bella dorata deve stare più in forno e quindi non mantiene quella morbidezza anche nel tempo. Quindi detto ciò, la pizza vedete si impasta molto facilmente, ovviamente è mezzo chilo di farina, quindi la vado a fare a mano. Questo totale, questa pizza uscirà più o meno 1,5 kg, 1,6 kg, che è per circa 8 persone. Quindi andiamo a mescolare il tutto bene. Guardate, si è compattato il tutto. Adesso posso mettere anche sul tavolo e continuo a raffinare. Vedete, in questo modo vado a girare sempre dal centro verso l'esterno. Io uso una mano perché è un impasto piccolo, quindi basta una mano. Lavoriamo l'impasto per circa 5 minuti, non di più, è un impasto semplicissimo. Quindi 5 minuti ed è pronto. Quindi dopo circa 5 minuti l'impasto è pronto. Io lo lascio stare per altri 5-10 minuti, così si va ad asciugare naturalmente all'aria. Mi pulisco le mani magari con un po' di farina, così si tolgono tutte le parti di pizza che abbiamo tra le mani e poi andiamo di nuovo a compattare l'impasto. Se l'impasto vi risulta molle, fatelo stare un altro poco all'aria 5-10 minuti senza coprire. Vedete che l'impasto si va ad asciugare tranquillamente. Quindi lo facciamo riposare 10 minuti e dopo 10 minuti voilà, facciamo la perlatura classica per avere un impasto liscio e tondo. Come vi dicevo, si può tranquillamente lasciare all'aria se l'impasto ci risulta troppo molle, con le quantità ovviamente pesare sempre bene gli ingredienti, e lo facciamo stare all'interno di un recipiente, spolveriamo con un po' di farina e copriamo con pellicola. Come avete visto, impasto facilissimo, pronto in pochissimi minuti veramente. Lo facciamo lievitare, almeno triplicare il suo volume a una temperatura calda. Si può mettere anche a temperatura ambiente, ovviamente ci metterà più tempo. Se la mettiamo per esempio a una temperatura compresa tra i 25 e massimo 30 gradi, impiegherà meno tempo. Con questa quantità di lievito più o meno lieviterà in 3-4 ore. Nel frattempo lievita l'impasto, andiamo a cuocere le scarole alla napoletana, cioè le andiamo prima a sbollentare un po' per togliere tutta l'umidità, perché adesso facciamo la pizza, non sono quelle al piatto. Quindi sbollentate, le andiamo poi dopo a togliere, privare della loro acqua e le andiamo a soffriggere in aglio, olio, con alici salate, olive, pinoli e uvetta. Quindi prepariamo le scarole, devono essere tagliate un po' perché non sono quelle al piatto, diciamo, sono quelle che si devono vedere nella pizza, quindi tagliate in modo tale che non cadono durante il taglio.
Quindi abbiamo bisogno di 700 grammi nette di scarole lisce, pulite, lavate e spezzate, non troppo lunghe, perché ci serviranno diciamo non troppo lunghe, perché quando si va a tagliare la fetta di pizza non devono cadere. Quindi le andiamo a scottare direttamente in padella a fiamma bassissima. Vedete, prima una parte, poi inseriamo tutta l'altra parte, più o meno la metà, chiudiamo con un coperchio, a fiamma bassa si vanno a scottare e vanno a cacciare, diciamo, tutta la loro acqua naturale, perché sono umide. Si possono anche sbollentare in acqua bollente, ma poi si riempiono d'acqua, mentre così, vedete, rilasciano tutta l'acqua. Io le metto nel recipiente dopo circa 10 minuti che si vanno a sbollentare a secco direttamente sul fuoco a fiamma bassa. Vedete, rilasciano tutta la loro acqua e anche un po' di amarognolo che si va a togliere. Io stesso nella padella che ho sbollentato le scarole mettiamo abbondante olio, aglio, facciamo soffriggere, inseriamo anche qualche oliva nera e 6 o 7 alici sott'olio, queste qua salati sott'olio. Inseriamo quindi le noci spezzettate e anche l'uvetta. Facciamo soffriggere non molto per 2-3 minuti e inseriamo a fiamma bassa, perché se no ci scottiamo, tutta la scarola sbollentata. Quindi andiamo a far soffriggere un poco, poi mettiamo a fiamma bassa con il coperchio fin quando più o meno ci vorranno circa 15-20 minuti. Vedete, non sono cotte, ben cotte, la parte bianca deve essere morbida e mettiamo un po' di sale. C'è un odore incredibile. Quindi dopo 3-4 ore a 25 gradi l'impasto, vedete, è lievitato perfettamente il triplo se non il quadruplo. Lo togliamo dal recipiente e lo andiamo a lavorare sul tavolo. Mettiamo sul tavolo. L'impasto pizza è pronto, lo dividiamo in 2 parti uguali per fare la parte superiore e la parte inferiore. Quindi dividiamo l'impasto, che sarà sui 960, quasi 1 chilo, diviso 2, che saranno 480 grammi a pezzo più o meno, sotto i 500 grammi, e andiamo a ruotare tutti e 2 i pezzi. Come vi dicevo, allora, per la lievitazione non c'è un tempo, se lo mettete a 25-30 gradi ci vorranno 3-4 ore, se lo lasciate a temperatura ambiente qualche oretta in più. Quindi fatte le 2 pezzature, prendiamo una teglia da forno, ecco, mettiamo al centro e facciamo riposare l'impasto almeno 10-15 minuti, così vedete è bello morbido e si stende facilmente, perché lo stendiamo a mano, senza mattarello, senza farina e senza niente. Quindi tranquillamente, guardate, l'impasto rilassato si va a stendere tranquillamente e vediamo la misura che vogliamo fare, ovviamente di spessore. Io l'ho fatta un poco più alta in modo tale da avere una morbidezza in più. Quindi mettiamo tutte le scarole ottenute, guardate che spettacolo, mamma mia, c'è un profumo incredibile. Mettiamo tutto all'interno e stendiamo proprio come la pizza del pizzaiolo. Io lo faccio con le mani, si può fare tranquillamente in tutti i modi che volete. Quindi lasciamo un piccolissimo spazio laterale, mamma mia, lasciamo un piccolissimo spazio laterale per fare l'aggiuntura. Quindi prendiamo il secondo pezzo, che è rilassato ovviamente anch'esso, e lo andiamo a stendere proprio a mo' di pizzaiolo. Io non lo so stendere proprio, diciamo, uguale ai pizzaioli, ma magari con le mani, senza niente, un po' di farina, andiamo a togliere un po' lo spessore laterale. Lavoriamo sempre, vedete che l'impasto come elastico, tranquillamente anche impastato a mano. Diamo uno spessore a nostro piacimento, vedete, vado a lavorare anche lateralmente per togliere il bordo se è troppo spesso, tanto poi quando lo andiamo a mettere sopra la teglia l'impasto lo dobbiamo continuamente modellare anche quando lo andiamo a mettere sopra l'altro impasto. Quindi fatto ciò, vedete, in maniera tonda, tranquillamente senza mattarello, vado a chiudere a mezzaluna e metto sull'impasto. Chiudiamo e apriamo e voilà. Portiamo l'impasto fino al bordo laterale, congiungendo stesso con le dita, facendo una pizza abbastanza tonda. Ovviamente è normale, la forma si va un po' a disfare e noi con le dita tranquillamente andiamo sui bordi creando una pizza tonda con le mani. Quindi fatto ciò possiamo congiungere i bordi con una forchetta
in modo classico proprio della pizza di Scarole. Adesso, chiusa la pizza, la facciamo lievitare per circa mezz'ora, 3/4 d'ora prima di andare in forno. Questa chiusura mi ricorda molto la polacca aversana. Vabbè, comunque detto ciò, andiamo a far lievitare bene fin quando non raddoppia almeno il suo volume prima di infornare. Io l'ho messa in forno a 30 gradi, dopo 30 minuti è raddoppiata di volume. Come vedete la pizza è pronta, andiamo a infornare alla temperatura massima che abbiamo del forno, oltre i 220 gradi, per fare una pizza morbida e bella cotta come si deve, ben cotta. Se abbassate il forno, oppure se il vostro forno arriva massimo a 220 gradi, va bene lo stesso, ma non meno di 220 gradi. Io la inforno a 250 gradi per circa 15-20 minuti, deve rimanere morbida. E poi sotto abbiamo il vantaggio di vedere la cottura con una spatola, quindi meglio ancora. Al centro del forno, forno ventilato. Quindi vado a infornare la parte più bassa del forno, in modo tale da avere una cottura sotto, vedete, al massimo della temperatura. E dopo circa 25 minuti la pizza, e voilà, è pronta, è spettacolare. Vado a monitorare sotto se mi piace o no la cottura, guardate, spettacolo. Quindi la pizza è pronta, ha quella doratura come mi piace a me, esternamente non troppo pallida, e rimane anche morbida. La pizza è pronta, dobbiamo aspettare soltanto almeno un'oretta, un'oretta e mezza che si raffreddi prima di fare questo taglio spettacolare. Quindi lascio il taglio perché parla da solo, vado a dividere in 8 pezzi che sono anche abbondanti, e voilà, adesso non rimane che mangiarmi questo spettacolo. Beh, come vi ho detto, questa pizza sa di Natale, sa delle nostre nonne, dei nostri momenti passati con la famiglia. Ha un sapore intenso, intenso, punto e basta. Beh, diciamo che in questo video vi ho fatto vedere come si fa a mano, senza planetaria, senza teglia, senza stampo, senza mattarello. Non è poco. Io me la vado a mangiare perché ho fame, anche ho fame pure. È un orario per mangiare, quindi è l'ideale. Morbidezza unica, sapore di Scarole. Mamma mia, che cos'è? Come tutti i prodotti da forno, la cottura è fondamentale, la cottura bella forte e di poco tempo, così si ha una pizza ben cotta, anche sotto un po' arruscata, come diciamo a Napoli, perché è buona. E poi all'interno le scarole fatte in un certo modo, con gli ingredienti giusti, è il top. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale Simone Esposito Pasticcere e su tutte le pagine social sempre come Simone Esposito Pasticcere, ovunque su tutti i social. Ci vediamo alla prossima ricetta, ve la porto, mamma mia, domani ancora più buona.